Buonasera a tutti ragazzi, quindi parliamo un po', anche se abbiamo già fatto il video per l'aggiornamento, quindi è giusto per stare un po' in compagnia, quindi vediamo chi si aggrega per primo, quindi è terminata anche questa domenica, quindi da domani tutta a dieta, mi raccomando, anche se qua non si potrà ancora uscire, quindi ancora il Sacro Impero Campano è chiuso ragazzi, quindi domani non si apre. Ciao King, buonasera. Quindi domani è chiuso ancora ragazzi, quindi qua ci tengono ancora a 41 bis, quindi purtroppo non si può fare nulla. Quindi come potete vedere ragazzi, quell'oggetto strano, ciao grazie, ciao Francesco, quell'oggetto strano ragazzi non ci sta più, quindi mi sa che il pianeta non era, quindi come potete vedere la luna vabbè posso pure capire, però guardate quell'oggetto lì ragazzi non ci sta più. Ciao incoronato, ciao grazie. Quindi come potete vedere ragazzi doveva stare lì e manco ci sta manca stasera, quindi mi sa che davvero era qualche cosa di strano. Non so se Marco lo vede, devo domandare a lui se lo vede, io qua non lo vedo, boh. Sì, grazie, il Sacro Impero Campano non apre, quindi De Luca ha detto di no. Grazie, non ci sta quel coso che diciamo quel tutti quanti a dire Venere, Venere, Venere. Però scusa, se era Venere doveva stare lì, invece non ci sta più, no? Quindi mi sa che proprio Venere non era, anche perché in un video quello che... Ma non lo so, grazie, ti dico una bugia su questo, però ha detto, ha fatto l'aggiornamento prima, ha detto che domani non si riapre, mo non so se vale per i ristoranti, se vale per... però ha detto che è slittato a mercoledì, quindi a giorno 21. Eh, sì, sì, in effetti è sereno il cielo, quindi si doveva vedere. Secondo me Venere sarà andata a farsi un giro, quindi secondo me sì, sì, già l'ho bloccata, sì, sì, non voglio fare nessuna videochiamata, nessuna diretta, non mi interessa, quindi basta queste tarantelle con lei, incoronata, avvocatella, quella e quell'altra, basta, prove non ce ne stanno, quindi buonanotte, quindi quindi è inutile perdere tempo. Può darsi pure che il parrucchiere apre domani. Stamattina quando sono andato a prendere il pane stava aperto in effetti il parrucchiere, forse apre domani, però lunedì stanno chiusi i parrucchieri come regola, no, però può darsi pure che fanno eccezione domani. Ah, dici tu devi avere l'autocertificazione? Ma nei giorni scorsi ce l'aveva allora. Vabbè, domani vedremo ragazzi, chi dice di sì, chi dice di no. Mo' vedremo domani che succede. Oh, non a po'. Diciamo che a finale, ragazzi, domani vedremo la sorpresa. Quindi vediamo un po' chi sta aperto. Quindi anche al centro commerciale, diciamo, vediamo se stanno aperti oppure no. No, adesso a me sta andando bene la linea, in verità, non si è ancora bloccato per il momento. Ogni tanto va, viene, però stavolta no. No, nulla, nulla. È comparsa la signora Alfonso, l'ho subito bloccata che voleva fare la diretta come l'altra volta, però sinceramente ogni volta facciamo queste dirette, no, no. Quindi è inutile perdere tempo, è meglio perdere un po' di tempo tra di noi. Allora ragazzi, dai, oggi cosa abbiamo mangiato di buono? Quindi io ho fatto il ragù. Francesco ha fatto una bomba pure lui. Sì, sì, quella di ieri sera, vabbè, quella di 2 anni in effetti. Non di ieri sera, in effetti è già da molto tempo che ci segue.
Sì, sì. Oh, Astro. In effetti, ragazzi, sì, sì, ma non mi posso mettere ogni volta a fare delle dirette con lei. Ma non scherziamo proprio. A parte che io lo ripeto, sono sposato, quindi non è che mi posso mettere ogni volta con una così. E anche per rispetto per mia moglie, no, non esiste proprio, quindi è inutile da fare. Ah, in corona io spero, guarda, dai che viene. La sto aspettando proprio. Ti faccio vedere io se arriva come corrono 113, 114, 115, 116. La fortuna sua è che stanno pure vicino a questo, quindi si salva pure. Sì, sì, io la sto aspettando, guarda, proprio la stiamo, anzi, parecchi la stanno aspettando qua. Faccio bingo se arriva. Guarda, se arriva concludiamo subito, capito? Diciamo, terminiamo questa vicenda. Lo so, in corona, sì, sì. Ma non ti preoccupare, no. Solo io ho fatto una promessa. Le dita delle mani, gli ho promesso. No, non faccio nulla di più. Oh, Massimo. Tutto a posto, Massimo. Mi ricordo, vedi il nome, subito mi ricordo quando mi dite i nomi. Ciao, Acrux, che sarebbe Massimo a finale. No, ma Igor non esiste proprio a fare tarantelle qua, là, ma non esiste proprio. Se voleva le prove me le mandava, vuole fare la videochiamata per le prove. Quindi se voleva mi mandava lo screenshot e buonanotte. E poi si poteva fare la videochiamata. Ma prove non ne ha mandate, quindi no. Me le vuole dare in diretta e che vede in diretta? Le parole sue. È facile dirlo, no? Quindi in effetti ho cominciato alle 8:30, ho terminato 7:30 e ho terminato alle 2. Quindi ha pippiato bene bene. Ho buttato i torciglioni, ci stava un pezzo di manzo, una costarizia, poi ho messo una codica a metà cottura con la salsiccia dentro, una bomba nucleare ho fatto oggi più o meno. Poi stasera hamburger e insalata, quindi mi sono mantenuto leggero. Però devo dire la verità, ho fame. Sì, sì, qua stiamo digerendo ancora, in effetti. Perché comunque il sugo è venuto bello cremoso, bello pesante, diciamo. Sì, sì, in Corona ho fatto due hamburger di vitello con insalata verde, con un po' di aceto per digerire, capì? Ma giusto per... però senza pane, eh. Quindi light. Ma domani dobbiamo pensare cosa cucinare domani, non lo so, però pensiamo. Vai, in Corona hai mangiato così tanto che non hai mangiato poi stasera? Lasagna con besciamella. Ti hai scassato pure tu a fare? Diciamo che la domenica è sacrosanta in tutta Italia più o meno. Pasta e lenticchie tu? Sì. Francesco pure fatta la bomba. Tu non ceni mai? Vengo no? No, io se non ceno non dormo. Se vado a letto senza mangiare, e chi dorme? Branzina a forno con patate. Io pasta a forno e una sella a gratino. Ragazzi, vi siete tutti quanti più o meno rotti. Grazie sta andando a Tisana. La stiamo perdendo. Grazie, finale. Oramai non stai più bene, grazie.
Tisana, che brutta parola, tisana. Quella non ti sana, in effetti, che ti sana. Pollo alla birra a pranzo. Vedi, Alfonso ci deve ancora pensare, cioè Alfonso ancora sta in... diciamo, sta ancora pensando cosa mangiare. Vabbè, se ceni prima, se ceni alle 8 e non ceni alle 11, non è che... Alfonso digerisce anche a mezzanotte. Alfonso aglia carbonara a mezzanotte e si va a dormire, quindi buonanotte. Quindi non abbiamo difficoltà. Va bene. Solo perché ti si chiama tisana, non pensare che tisana veramente, eh. No, noi mangiamo i peperoni anche a mezzanotte, li digeriamo noi. Beata a te, ancora no? Io se non mangio la notte mi ci figlio. Anzi, veramente, secondo me non mi addormento proprio. C'è proprio quella cosa, dolore di stomaco, sa? Camomilla allora. Francesco, domani chiama il dottore, mandalo in Toscana. La signora Grazia non sta bene, parla camomilla all'oro, tisana. Domani ti mando un esorcista, dai. Ci vuole un dottore e un esorcista con Grazia. La stiamo perdendo. Brutta parola, tisana. No, diciamo che qua nel vocabolario non c'è. Perlomeno quello napoletano, tisana, no. Ah già è vero, tu stai a Caserta, eh. Quello lupus sta in Toscana, sì, hai ragione. Bene, vada Alfonso, fate una grigliatina, no? Una griglia. Allora decotta. Grazie, tanto a mare manco non si va, quindi è inutile che voi fare la prova costume. Quindi a mare quest'estate scordatelo, quindi è inutile che voi adesso vuoi fare la prova costume. La prova costume la fai il 2021. Alfonso proprio tiene una fissazione con la carbonara, non mai. Quindi ho grigliata, ma non lo so, questo è di sana, camomilla, alloro, che ne so. Secondo me stanno ricoverati, non lo so, Francesco. Brutte parole. Proprio già la parola tisana già non mi piace. Qua stanno suonando le campane, chissà perché. Se suonano le campane a quest'ora non credo sia un buon segno, eh. Già è quasi assai. No, meno male a me dorme. Pure bonus 500 per le vacanze Yam. Altrimenti andrò su tutti i canali. Oh, figurati, vai. Che mi importa a me. La signora vuole andare su tutti i canali, vai. Quindi mo andrà da Elena, andrà da quella, andrà da quell'altra. Sul canale, e quello poi la Mediaset è chiusa, voleva fare la diretta come l'altra volta, grazie. Quindi io non ho tempo da perdere. Quindi basta fare dirette, l'ho fatto una volta e basta e avanza. Quindi è inutile dire
Brava, grazie. Fa una tisana pure a questo, ma già che ti trovi. Stai facendo sta cosa, logo. Fa una tisana. Stanotte già so che andrà su tutti i canali di tutti quanti. Da Elena, da Incoro, no, da Avvocatella perché pure lei c'è 100 iscritti. Da chi andrà più, a voglia. Sì, sì, no, ma quella è la scusa perché vuole vedere me, no? È una scusa al finale. Sta nervosa, camomilla allora, ok. Allora, ciao Massimo, ciao, buona serata. Si sente solo. E io, oh, ha detto, volevo conoscere Alfonso, ha detto di no. Alessandro ha detto di no. Cioè, ci sono state le possibilità, oh. No, innamorati, che ama fa? Mi dispiace, grazie, io già sono impegnato. No, cioè, dopo, capì, dopo che peggioriamo le cose se mi faccio vedere pure in video. Non ce la posso fare. Ma avvocatella, ragazzi, si è perso, no? I gemelli, no? Eh, Avvocatella non la sento, ragazzi, da ieri. Che fine ha fatto? È scomparsa. Sì, sì, oh, ma ancora no, oh. Tanto bene, sì. La sto aspettando da 2 anni, la voglio tanto trovare per la strada mia. Ah, ecco perché. Le lire più o meno. Ma mica torto sta facendo. Madonna. Oggi è tempo, è stata una chiavica pure oggi, ragazzi. Quindi a finale speriamo che domani non è come questi 3 giorni che sono passati. Che stanno rubando, io vedo capigli Marioli, vedi? Stanno rubando. Sta suonando l'allarme, voglio. De Luca dice di no. No, è qualche macchina, Franci, andiamo, ma no, è una macchina giù. Lo stanno facendo la macchina. Oh, Madonna. Oggi è proprio uno scocciamento, ragazzi. Meno male che è passata st'altra settimana, speriamo che domani apre qualcuno qua, se no stiamo proprio inguaiati. Oh, Cristi, pure stasera ti sei scassato, hai mangiato che la pizza, ti hai mangiato. Ti stai mantenendo leggera? No, ma le scomparse se ne ha rubato l'UFO. Guarda, Marco, ma da te ci sta quel coso lì, là, quell'UFO là, qua non ci sta, vedi? Da me non c'è, ragazzi. No, la luna, vabbè, non c'è, lo so. Controllo, Marco, perché io non lo vedo, la verità. Vedi se da te ci sta. O è può darsi che da me è nuvoloso, che ne so. Io so 3 giorni che lo vedo, può darsi che la sabbia l'ha coperto, che ne so. Ah, dici tu che l'ha fatto entrare. Qui a Torino è ancora fermo. Se ne è rubata non, allora, secondo me se ne è rubato l'UFO. No, ma sai che cos'è? Che la cosa principale è che in quel video che ho messo io su YouTube, là, quello dell'aeronautica militare, nella terza parte c'è sta un video, quello là che hanno declassificato, che è uguale al mio, quello là che ho fatto io qua, è proprio uguale, uguale, uguale. Qualcuno mi dice Giuseppe, ma vedi che il terzo video dell'aeronautica militare
che ha fatto quei 3 video che li ha declassificati, dice il terzo è uguale al tuo, controllalo. Ed è vero, sono andato a vedere, è vero, in effetti era come quella sera, ti ricordi che era come una trottola che girava, l'ha fatto pure Marco, mi hanno rubato il video. Secondo me questi mi hanno rubato il video, quelli della NASA, secondo me. Perché il terzo video loro, quello declassificato, è uguale proprio come a quel coso che girava qua da me, che poi ha fatto pure Marco, l'ha fatto. E quella sera mi mandò la foto, io l'ho fatto. Quindi secondo me ci hanno fatto il pezzotto. Secondo me ci hanno copiato. Perché l'ho visto io uguale. L'hai pubblicato tu? Guarda quello là, allora, quello video dei 3 video dell'aeronautica militare. Il terzo quale è al nostro video? Cioè quell'UFO che gira che c'ha quel vortice là. E tale e quale. Diego, tu sei entrato con 2000 account, sei entrato. Guarda, ma sono tutti di ferro. Oh. Troppo sul canale proprio delle persone proprio stanno proprio da fuori. Sì, sì, lui dà la colpa alla signora, la signora dà la colpa a lui, si intestano uno per l'altro. Sì, sì, era Diego questo, in Corona, sì, sì. No, ma da un sacco di tempo che questo proprio ci prova. Non so quanti account ha fatto questo. Peggio della signora che fa 2000 account e 2000, secondo me anche di più ne ha fatti. Vedi, ogni volta esce un account quale è il problema. Sì, sì, lo so, in Corona mi ricordo. Non ti preoccupare, mi ricordo. Ma no, grazie, ma sono ridicole veramente. Stanno sul canale a perdere tempo ma su queste cose qua, no? Ma pure l'altra, no? Tu so 2 anni che scrivi, ma finiamolo, dai. A me è diventato una barzelletta veramente. Perché poi non si scocciano neanche. Al finale è quello al finale, che non si scocciano. Però, no, Diego ha offeso un sacco di persone in Corona inizialmente. Perché io l'avevo bannato dal canale, quindi entrava e insultava a tutti, insultava a me, insultava le persone. E io gli ho detto semplicemente che persone minorenni no, diciamo, non ne voglio qui. Cioè ho detto che sul canale persone piccoline di età non ne voglio, quindi minorenni no. Lui ha 13 anni. Ho detto sul canale i piccolini non li voglio, devono essere maggiorenni. Ecco qua. E questo ha fatto tanti account, ha insultato uno, ha insultato altri, poi è entrato col nome della signora, ha fatto un casino proprio esagerato pure lui. Poi la signora ha fatto il suo, quindi tutte e due in effetti fanno l'arte dei pazzi, come dico io. Conosco ragazzi, sì, sì, gliel'ho detto, è troppo piccolo per stare qua. Sì, sì, lo conosco.
È piccolino, ragazzi, oppure la mamma viene a sapere che qualcuno, tipo la signora, lo offende, lo fa, ma non scherziamo proprio. Allora io l'ho detto, io persone piccoline di età non le voglio sul mio canale. No, ma io gliel'ho detto, in Corona sei piccolo e non devi stare su questo canale, perché a volte capita che un piccolino di 13 anni e non va bene. Allora è meglio che i minorenni non stanno sul mio canale. Quindi Diego diciamo, è uno di questi e quindi non va bene, l'ho bloccato. Però lui prova ad entrare sempre con altri no. Se gliel'ho detto, non provarci, no? Invece lui insiste sempre. No, in Corona è piccolino, 13 anni. Lo so perché ho fatto la videochiamata, è piccolino proprio. La signora incoronata pensa che abbia fatto il ragù pure lei. Ragazzi, è proprio una serata bella, tranquilla proprio. Spero che domani non è come oggi. Sì, sì, ma fa bim bum bam. Ma no, ma poi 13 anni, ah. No, ce l'hai il canale, Alfonso, c'è un canale di videogiochi, ce l'hai il canale. Quindi il ragazzino ce l'ha il canale dei videogiochi, quindi fai il tuo canale, dico io. Lui ce l'ha un canale a finale, non è che non ce l'ha. E speriamo, grazie, perché 3 giorni proprio è stato proprio pesanti, eh. Speriamo che domani aprono, ragazzi, perché mi sono proprio scocciato. Diciamo che il centro commerciale domani ci sta qualcuno aperto. No, di Diego, un ragazzino. Non c'è, ragazzi, l'UFO non ci sta. Ha fatto festa. Stelle neanche se non si... No, è minorenne e poi dà fastidio, insulta le persone da quando l'ho bloccato, quindi entra con il nome della signora, ma un sacco di dispetti ha fatto, quindi offende, un sacco di cose ha fatto, quindi al finale poi su WhatsApp mi mandava tante cose, oh, mamma mia. A ogni momento mi diceva fai questo video, fai questo video, fai questo video, fai questo video. Non mi dava tregua. Il cellulare faceva tiri, 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 tiri. Lo bloccavo per disperazione. Ma era una cosa ogni 2 minuti, eh. Sì, sì, perché io ho detto che volevo vedere chi era, in effetti, sì. Vabbè, ma il mio numero ce l'hanno quasi tutti, si può dire. Non è che è difficile da trovare, ce l'hanno quasi tutti. Poi l'ultima volta era Pompei, bravo, eh. Guarda qua, zero, non c'è nulla, ragazzi, zero. È bello tranquillo, tranquillo. Anzi, ancora no, ti è scassata allora. Diciamo che ti sei rotta.
No, non è che c'era un UFO. Nei video precedenti, questo angolo qua, ci stava un pianeta, UFO, non sappiamo di preciso cosa era. Quindi qualcuno diceva era Venere, qualcuno diceva di no, qualcuno diceva era Giove, però mo sono 4 giorni che non c'è più. Quindi io ho fatto un video, lo puoi trovare nei miei video, che era una cosa che girava fortemente, proprio l'ho trovato nei 3 video declassificati dell'aeronautica militare, quello là che adesso hanno detto che quei 3 video erano UFO. E manca a farlo apposta, quel video che ho fatto io qui e che l'ha fatto pure Marco corrisponde al terzo video di quello là che hanno fatto quelli dell'aeronautica, quindi la stessa forma, la stessa cosa come gira. Quindi ho detto, secondo me non era Venere, poi non lo so perché io non ne capisco di astronomia, quindi però non lo so. Quindi ecco perché stavamo parlando di UFO. Ma sono 4 giorni che o per mezzo. Sì, grazie, l'ha fatto l'aeronautica militare, ne ha fatto. Diciamo un video simile, con lo stesso oggetto che si muove così come si muoveva a me. Poi sono 4 sere che non lo vedo più. Un box, un cane. Quindi mo non sappiamo se è un pianeta, un UFO, boh. Mo dobbiamo aspettare che esce il tempo buono e vedete se lo ritroviamo a vedere. Ma può darsi pure che il cielo è nuvoloso e non si vede. Ma aspettiamo che il cielo si riprenda un poco. Può darsi che sia dovuto diciamo, a questo vento del Sahara. Te lo mando su Telegram, te lo metto, se lo trovo dopo. Te lo metto su Telegram e ti faccio vedere. Così lo guardi e dici che cos'è. È un po' strano, diciamo. È un cane un box di 38 kg, leggero più o meno. Mamma mia, ragazzi. E mi pare che ce l'hai tu, non lo so. Dopo devo vedere, non mi ricordo come si chiama là. Scrissi un nome strano al finale. Ah, te Mister Channel, una cosa così. Eh sì, Francesco, mangia come lui, fai la lasagna al cane e la lasagna a lui, la carbonara a lui e la carbonara al cane. È nato cristiano. Quindi ha fatto la lasagna a lui e la lasagna al cane. Vedi? Solo le 13 non indovino io. La grigliata. Vabbè ragazzi, voi se a Torino su Corso Francia vedete qualche palazzino in fiamme, non preoccupatevi, è Alfonso che sta facendo la grigliata, quindi quello è dove sta Alfonso. Quindi Corso Francia è un lungo rettilineo, non puoi, diciamo, perderti. Ivana, hai visto? Grazie. L'ho fatto proprio cuocere all'infinito. Sì, io come arrivo a Torino vengo, non ti preoccupare. Quando si tratta di mangiare, figurati. Su prima. Pizza di Palazzo Alfonso. No, io mo ho parlato con i miei compagni. No? Se qualche mio compagno mi dice, poi vedi che ha preso fuoco col suo Francia, di che è stato Alfonso.
Molti miei amici passano tutti i giorni con il camion a Corso Francia. Se qualcuno mi dice che sta Corso Francia in fiamme, allora dico quello è Afonso. Sicuramente. Lo so perché i miei amici portano il camion lì e vanno a fare le consegne da Pignano. Quindi dal supermercato di Appignano vanno a Corso Francia, un po' dappertutto a portare la spesa per le case che stanno facendo, diciamo, la consegna a domicilio. Quindi ho parlato con un mio amico per il fatto del Covid, diciamo. E lui stava in America, no, negli Stati Uniti. Sì, sì, passano pure sotto da te, sì, sì, perché loro tengono aperto il supermercato da Pignano, il mio capo, e fanno consegne su Corso Francia, Rivoli, in tutte, diciamo, quasi, diciamo, mezza Torino, va. Rosta, Rivoli, Collegno, da queste parti qua. Ah, il fatto del santuario dell'Avvocatella, sì, quando andrò, che si potrà andare, lo faccio. Non lo so, ti dico una bugia, grazie. Io so che ha aperto un supermercato ultimamente e che fa le consegne. Ho parlato con un amico mio che fa le consegne e mi ha detto che di solito Corso Francia, Farivoli, Rosta, diciamo Alpignano stesso dove sta il supermercato, un po' diciamo non tutta Torino, ma una buona parte di Torino. Diciamo queste Collegno, Rivoli, diciamo Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, poi Piazza Castello, Piazza Statuto, queste parti qua. No, ho promesso a Cristina che vado all'Avvocatella, al santuario e faccio, diciamo, il video. Quindi devo fare il video perché lì ci sta. Sì, sì, fanno Torino Centro, sì, dal Pignano fino a Torino Centro fanno come consegna a domicilio. Ma io so per qua. E vabbè, in corona è sempre meglio l'Italia, vuoi mettere l'Italia e l'America. In America sarà pure bello, ragazzi. Io vi dico una cosa, io ho parlato col mio amico giapponese, no? Vi posso assicurare che quando gli ho detto, secondo me, ho detto Raffaele, ho detto è meglio andare in Finlandia o a New York. Sapete cosa mi ha risposto? Non andare in America, mi ha detto, vai in Finlandia. Questo ma è un amico mio giapponese, eh. Vai in America. Ho detto, guarda, io ho due lavori, uno a New York e un altro in Finlandia. Secondo te quale è meglio? E lui mi ha detto subito, senza pensarci, Giuseppe, Finlandia. Non vedete l'America com'è. Perché ha detto che il problema anche per le visite là, come si chiama? Per gli ospedali, se hai problemi di diabete, queste cose qua, lì non ti danno nulla lì. Lì a livello medico devi cacciare non so quanti soldi e dice che non è cosa. Sì, sì, meglio l'Italia. Poi ha detto che lì per la medicina e gli ospedali non so quanto si caccia, devi far cacciare una cosa mensile per avere una cosa sanitaria. E addirittura io una volta ho letto che un ragazzo che aveva il diabete è morto perché non aveva i soldi per comprarsi l'insulina, ragazzi. Cioè scherziamo, perché non aveva l'assicurazione. Quindi ha detto Giuseppe, ma non ci pensate proprio. Io invece sono andato in Finlandia in ospedale, ragazzi, non ho pagato nulla, eh. Cioè in Finlandia una volta mi faceva male il fianco destro, era dovuto a uno sforzo, sono andato in Finlandia, mi sono fatto, diciamo, visitare e non ho pagato nulla, ragazzi.
Se vai a New York devi pagare un sacco di soldi, mi hanno detto. Sì, sì, in America la cosa sanitaria è proprio esagerata. Cioè, fanno morire le persone se non hai quella cosa sanitaria lì. Cioè, lì non ti fanno la visita se non hai quella cosa. Quindi, ragazzi, è meglio l'Italia, non date retta. Si guadagnerà pure di più, ma se ne vanno tra affitti, secondo me, e la cosa sanitaria obbligatoria là. Buonanotte. Il mio compagno mo per dire va in Finlandia, pensa un po'. Vedi, pure Astra sono di meglio d'Italia. Il sistema sanitario, io qua quando vado in ospedale non caccio un euro. Oh no, Alfonso, era dovuto alla postura del banco, capì? Perché avevo messo delle planche un po' più basse. Allora stavo sempre con la schiena, diciamo, un po' curva. E quei giorni poi mi ha preso un dolore sciatico, diciamo. No, no, non era la porchetta, no. Era la postura che ho messo delle brande più basse del solito. Poi ho messo le brande alte e mi è passato il dolore perché forse stavo troppo curvato, capì? Invece quando stai bello dritto che hai persone di faccia in effetti sul banco, non devi curvarti in effetti. Io avevo messo delle planche basse. Sì, sì, ma non ti preoccupare che io ho mangiato lo stesso, comunque anche col dolore, non è che mi sono fermato, eh. Voglio l'Italia e l'Italia, ma ti davvero in capo. L'Italia mo o stai a nord, o stai a sud, o stai a centro, è sempre l'Italia. Allora, se in Italia ci sarebbe il lavoro, ragazzi, non ce ne sta per nessuno. Diciamo che se guardate, noi Salerno, Napoli, qua come stiamo io, Grazia, Francesco, se qui abbiamo il lavoro, noi stiamo da Dio proprio, stiamo bene. Quindi qua basta un po' di lavoro e noi stiamo tranquilli. Non ci serve niente, mare, sole, il sistema sanitario ok, per l'amor di Dio. Se è arrivato il tuo giorno, è arrivato il tuo giorno, però se vai in ospedale non si paga nulla. Invece in America, se non hai quell'assicurazione che devi pagare poi mensilmente, puoi anche morire. Sì, sì. Guarda, il sud è un peccato perché c'è poco lavoro. Però se hai un lavoro, lo so, grazie, ma come diciamo noi gli altri stanno dappertutto, quindi la cosa buona sarebbe che, diciamo, dovrebbero creare più posti di lavoro per le persone. Tanto se rubano poi che ce ne importa, basta che lavoriamo. E se vado, faccio la diretta dal mare, non ti preoccupare, già la tengo in testa di farlo. Guarda, ma io non dico che questi politici ragazzi di solito rubano, però perlomeno date lavoro. Questo è il problema. Allora, ragazzi, vi ricordate quando stava De Mita? Penso Ciriaco, De Mita, tutti se lo ricordano, no? Quando stava De Mita, Craxi, rubavano, no? Si sa, ragazzi. Però mangiavamo tutti, stavamo tutti bene. Erano i famosi anni 85-90. Rubavano tutti e ma stavamo tutti bene. Sì, sì, negli anni 80, sì, sì. Ma sì, rubavano tutti quanti, però al finale stavamo bene tutti. Ma rubano peggio di prima e stiamo male.
Sì, il caos è pure adesso, mo, come nord, sud, centro, rubano dappertutto. Il problema è che non ci sta lavoro. Tempi erano allora, tempi sono oggi, con la differenza che all'epoca rubavano e facevano campare, oggi rubano e non ci fanno campare. E questa è la differenza degli anni 85 e 90 di oggi. E che oggi lo stesso rubano, però diciamo stiamo tutti a casa poi. Invece all'epoca ci stavano i corsi. Mio padre, ad esempio, ti dico la verità, negli anni 84-85 è entrato con dei corsi speciali ed è entrato nel comune, ha fatto i corsisti e poi è andato a lavorare al comune di Salerno, dove ancora sta lavorando, quindi deve fare altri hanno fatto proprio questi qua negli anni 84-85. Ed erano leggi che avevano fatto all'epoca questi qua. Avevano fatto dei corsi, i corsisti poi sono entrati, diciamo, part-time, poi sono diventati effettivi. E poi hanno fatto, diciamo, lo spazzamento di Salerno. E quindi poi è andato, chi è andato a lavorare al cimitero, chi è andato a lavorare a fare lo spazzino, chi all'affissione, chi ai giardinaggi, quindi ognuno poi ha scelto dove andare, chi è andato giustamente all'anagrafe se avevi un po' un titolo di studio. Quindi diciamo questi erano i posti. Ad esempio, mio padre, ad esempio, che aveva la terza media, lui è andato a fare lo spazzino, ad esempio, quindi portare il camion, perché aveva la patente, è andato a portare il camion della spazzatura, quello grande. Chi invece aveva un diploma, ad esempio, è andato all'anagrafe, quindi ognuno poi è andato da una parte, poi indipendentemente da come stavano messi. Poi chi è andato, diciamo, a giardini, chi è andato all'affissione, cioè ai manifesti. Ognuno è andato in una pala. Adesso non ci sta niente, ragazzi. Ad esempio, io vi faccio una domanda molto. Ma questa è una cosa ridicola, Francesco. All'anagrafe di Salerno sono andati in pensione 10 persone con quel bonus 100 là, quella nuova legge che hanno fatto là. Adesso in anagrafe a Salerno ci sono 5 persone e non fanno nessun bando di concorso per far entrare altre persone. Sì, però vi rendete... Ciao, incoronata, buonanotte. Adesso all'anagrafe, ragazzi, ci sono 5 persone. Cioè non c'è personale. In comune di Salerno erano 10, adesso sono 2 aperti perché manca il personale. E neanche fanno un bando di concorso per prendere gente a lavorare né all'anagrafe e né ai comuni. E purtroppo, ragazzi, 5 di loro sono rimasti, erano 25. Con la cosa del bonus 100 lì, che poteva andare prima in pensione, molti hanno deciso che si sono scocciati e hanno perso, diciamo, quelli 200-300 euro e sono andate via. Ma pure qua, guarda, hanno fatto delle cooperative francesi che hanno messo ex detenuti. Pure qua l'hanno fatto, delle cooperative che andava chi era uscito dal carcere, pure qua l'hanno fatto. Quindi non pensare, pure qui molte cooperative aiutavano queste persone che erano uscite dal carcere ad inserirsi nel mondo della società, diciamo così, tanto per dire. E poi chi è entrato a Salerno Pulita, chi è entrato, diciamo, posti buoni. No, mio padre, ad esempio, deve finire 2 anni e finisce. Poi ci sono tutte cooperative, infatti gli ultimi comunali sono quelli di papà. Poi dopo papà saranno tutte cooperative. Quindi dopo, diciamo, dopo questa qua di papà sono tutte cooperative. Quindi dopo che
sarà finito questo, saranno tutte cooperative. Quindi il comune ha dato tutto in mano alle cooperative adesso. Quindi mo che mio padre, diciamo che sono gli ultimi che sono rimasti del comune di Salerno, poi andranno tutti via. Sì, sì, Alfonso, mo papà è l'ultimo scaglione dei comunali. Dopo papà, tutto in mano alle cooperative andrà. Quindi l'immondizia, i giardini, tutto quello che ho detto prima, andrà in mano alle cooperative sociali. Quindi guadagneranno 4 soldi, come al solito che sia. Diciamo che mediamente qua uno spazzino con livello come mio padre, diciamo un livello 6, che potrebbe fare anche il direttore adesso, diciamo che può prendere anche 2500 euro al mese tranquillamente. Cioè lavorare col comune, con tutta, diciamo le, perché mio padre si alza alle 3 di notte, quindi prende il notturno, poi va a fare i mercati, quindi è straordinario. Poi stavo vivendo, carapo tutte cose stasera. Sì, sì, ma è così, Franci a finale. Però ho amici che lavorano, diciamo, nelle cooperative, che fanno lo stesso mestiere di mio padre e prendono la metà di mio padre. Quindi sta un sacco di vento qua. Si è aperto tutto. Si è bucato il telefono e tutto. Quindi diciamo che è così, cioè lo stipendio di un comunale equivale a due delle cooperative. Quindi meno male che mio padre ha quasi terminato e se ne va in pensione, quindi meglio così. Deve fare un altro anno e mezzo e ha finito, quindi poi tutti quelli che sono rimasti più o meno una ventina del comune, quindi tutti quanti andranno in pensione come a papà e poi chiuderanno il comune e andrà tutto in mano alla cooperativa, che qui è Salerno Pulita, perlomeno per quanto riguarda la nettezza urbana, diciamo prendono la metà. Però sì, per dire, dovresti prendere di più perché in effetti una guardia giurata che deve stare tutta la notte, quindi dovrebbe percepire, diciamo, una cosa notturna, come piglia mio padre già quando esce, perché esce alle 3, lui prende già il notturno. Sì, è sempre meno pagato, quindi la guardia giurata sicuramente è un settore privato e quindi guadagna di meno. Se fosse stato in mano al comune, allo Stato, allora avresti preso minimo 2500 euro. Lo so perché è così. Col comune prendi, che ne so, 2000 euro, se stai con la cooperativa pigli 700-800. Lavorerai in eterna. Ragazzi, vi dico una cosa, è bello lavorare perché per l'amor di Dio il lavoro nobilita l'uomo, la persona. Però, oh ciao, grazie, però a volte è bello anche stare a casa rilassati, però stavolta siamo stati troppo a casa, dai. Sono 2 mesi che stiamo a casa. Mi pare 1000 anni che finisce sta agonia qua, perché sinceramente mi sono proprio scocciato di stare a casa. Vabbè ragazzi, vi saluto a tutti, ci sentiamo domani ragazzi, quindi buonanotte a tutti. L'oggetto non ci sta, quindi ragazzi, notte a tutti e a domani. Ciao Alfonso, ciao Astro, ciao Cristina, ciao Fra, ciao a tutti ragazzi. A domani. Buon appetito, ti pare?